buongiorno a tutti. Vi ringrazio per questo invito. I saluti che mi hanno appunto preceduti sono stati in realtà degli interventi veri e propri di grandissimo spessore, e quindi ringrazio effettivamente chi mi ha preceduto per questa apertura. Questo convegno io ritengo sia fondamentale perché ci consente di ribadire ancora una volta l'importanza di lavorare assieme, di lavorare in team multiprofessionali, riconoscendo le competenze, i ruoli di tutte appunto le figure, soprattutto in una fase di presa in carico come questa, come quella oggetto del convegno di oggi, che è particolarmente importante. Io mi occupo appunto della parte, diciamo, organizzativa e gestionale dell'assistenza territoriale, in particolare del lavoro sulle cure primarie, ma ovviamente anche della parte di organizzazione dei distretti e dell'assistenza territoriale in toto. Quindi il mio intervento è focalizzato nel sintetizzare sostanzialmente quelli che sono quella che è la visione regionale e da cui scaturita appunto da quella cornice di riferimento che noi abbiamo e sulla quale abbiamo lavorato in modo trasversale, coinvolgendo tutti gli stakeholders, che è il nostro piano sociosanitario 2012-2016, un piano che è vero che è in scadenza, nel senso che ormai ha finito quasi il suo arco di vigenza, ma è un piano che ha guardato molto in avanti, nel senso che ha introdotto delle innovazioni fondamentali, in parte le abbiamo realizzate, in parte le stiamo realizzando e in parte le realizzeremo. Allora questo piano è organizzato intorno alla persona, lo diceva prima bene il direttore generale dottor Dalben, è organizzato intorno alla persona, nel senso che partiamo sempre dai bisogni. Questa è una connotazione che anche nel lavoro del coordinamento regionale delle cure palliative, che è appunto coordinato dal dottor Figoli, ma che vede la presenza di grandi spessori e competenze. Il dottor De Chirico ha prima appunto proprio ben illustrato tutta l'attività di definizione del piano di cura integrato. Allora tutta l'attività, ripeto, di questo settore si concentra sulla persona, quindi come riuscire a mettere al centro la persona. E poi un'altra caratteristica peculiare riguarda il lavoro fondato in team multiprofessionali. Qui non si tratta tanto di partire dai ruoli, ma da quali sono i bisogni. Anche i percorsi assistenziali, noi abbiamo introdotto questa metodologia per la loro definizione, cioè partiamo da quali sono i bisogni, non partiamo dai ruoli e dalle competenze, poi quelli vengono successivamente. Quindi di che cosa c'è bisogno e chi ha le competenze per farlo. Quindi il ruolo, come dire, si definisce successivamente. E poi appunto, lo dicevo, lavorare, strutturare processi integrati in cui ogni attore, che è attore appunto nella presa in carico della persona, come dire, sa relazionarsi con gli altri attori del processo di presa in carico. Allora è naturale che siamo partiti dall'analisi di quelli che sono i cambiamenti, a voi tutti noti, di tipo sociodemografico, ma anche dei bisogni, ovviamente, la cronicità e tutto quello che ne va dietro, per rivedere la nostra rete assistenziale in una sorta di creazione di una filiera dell'assistenza. Appunto questo come dire, questo non è soltanto un'etichetta, ma è proprio un modo di lavorare e anche di strutturare dei processi appunto coordinati e in stretta sinergia tra di loro. Allora, le cure palliative peraltro assumono un valore etico, l'abbiamo sentito prima negli interventi che mi hanno preceduti, fondamentali, ed è decisivo l'evitare l'ospedalizzazione, non solo per un discorso meramente lo dico, di
sostenibilità del sistema o di risorse economiche o di tagli o altro, ma proprio perché assume un valore etico, ripeto. Quindi sostanzialmente stiamo lavorando con più professionisti in questo ambito e appunto ringrazio tutto il lavoro che sta facendo il coordinamento regionale delle cure palliative. Lo sta facendo anche supportato dal sistema epidemiologico regionale che valuta, misura, cerca di individuare appunto quali sono anche le correlazioni, in modo molto puntuale, le correlazioni tra il tempo trascorso in ospedale e i programmi di cure appunto anche a livello domiciliare. Allora sostanzialmente, se volessimo riassumere quelli che sono gli obiettivi che il nostro piano sociosanitario ci ha dato, li vedete qui, ho cercato di sintetizzarli, cioè sicuramente garantire a tutti i cittadini un'uguale accessibilità alle cure appropriate, si parlava prima appunto di appropriatezza, estendere l'assistenza a tutte le patologie croniche degenerative, non solo più a quelle oncologiche, anticipare la presa in carico ai pazienti con probabilità di esito entro appunto l'anno di vita, garantire l'appropriatezza delle cure nel setting assistenziale più adeguato e quindi andare a costruire, inventare se volete, poi appunto ve ne parlerò, anche strumenti organizzativi che consentano l'integrazione ospedale-territorio, perché noi è vero, ne parliamo tanto, scriviamo molto di integrazione ospedale-territorio, ma abbiamo anche necessità di andare a definire degli strumenti in questo senso, strumenti, ripeto, organizzativi molto spesso, e poi cercare di garantire appunto il continuum delle cure nelle fasi appunto dalle più semplici alle più complesse. Quindi sostanzialmente lo richiamava prima il dottor De Chirico, è vero, noi questa regione in particolare ha una storia su questo ambito che deriva da una legge regionale del 2009, la legge 7, ma che come dire anche nel piano sociosanitario si è evoluta, nel senso abbiamo cercato e sempre cercheremo ovviamente di inserire degli elementi innovativi. Allora la rete delle cure palliative che ne viene fuori, che è stata tracciata dal coordinamento regionale, si compone di alcuni nodi, se volete, proprio nodi di rete, cioè un'unità di cure palliative che ovviamente ha una funzione di coordinamento spinto, di punto di riferimento nel territorio, la gestione e la programmazione del percorso assistenziale, quindi anche sotto l'aspetto del garantire una continuità appunto tra i diversi setting di cura e poi la garanzia anche della coerenza prescrittiva, al cui interno abbiamo previsto appunto l'identificazione di un nucleo di cure palliative. Ecco, vorremmo definire questo proprio come uno strumento di tipo organizzativo, ovviamente funzionale al sistema, che raggruppa tutti gli attori coinvolti nella presa in carico, quindi dal palliativista al ruolo del medico di medicina generale, dell'infermiere, dello psicologo, dell'assistente sociale, ma anche la componente del volontariato. Quindi è fondamentale avere ben presenti tutte le risorse che ruotano attorno alla persona. Poi appunto la rete si compone dell'ambulatorio delle cure palliative, si compone che ovviamente si interfaccia con le UO ospedaliere, deve farlo, e anche ovviamente tutte le strutture intermedie, chiamate così, appunto di residenzialità, e quindi l'hospice, l'ospedale di comunità e i centri di servizio. Allora le finalità, capite, di questa rete delle cure palliative sono sostanzialmente quella di intercettare le persone, i malati che necessitano appunto di cure palliative per qualunque patologia, di privilegiare l'accesso alle cure palliative domiciliari o in hospice, quindi riducendo il ricorso all'ospedalizzazione, e poi garantire, ripeto, la continuità delle cure. Rispetto a questo il piano sociosanitario si è focalizzato prima di tutto, lo dicevo, su un'analisi dei bisogni. Allora siamo partiti avevamo la necessità di stratificare la nostra popolazione
sulla base di del carico assistenziale. E questa, vedete, è una rappresentazione della nostra popolazione, costruita attraverso un sistema che è un algoritmo molto complesso, ma che sostanzialmente va a utilizzare tutte le informazioni presenti, e sono, ripeto, un patrimonio, quelle presenti nei nostri flussi amministrativi, ma che cercherà in futuro di integrare queste informazioni, che sono appunto, che nascono per altre finalità, quindi sull'ospedalizzazione, le SDO piuttosto che le esenzioni, piuttosto che altro, nascono quindi per fini di tipo amministrativi, sarà appunto implementato, integrato ulteriormente con tutte le informazioni invece rilevate da tutti gli attori del processo della presa in carico. Allora, questa è una prima, quindi, stratificazione, se volete, della nostra popolazione, e capite che se la nostra popolazione si può rappresentare con questi carichi assistenziali e secondo queste stratificazioni, dobbiamo anche pensare a degli strumenti organizzativi e gestionali, quindi di presa in carico, differenziati. Per cui nella parte bassa, in grigio, vedete una competenza, diciamo una collocazione, un potenziamento di quello che è il ruolo della medicina generale, una medicina generale che pensiamo organizzata, la stiamo organizzando in forme evolute, cioè di medicine di gruppo integrate, dove oltre alla presenza del medico di famiglia è presente anche l'infermiere, sono presenti assistenti sociali, c'è una stretta correlazione con gli specialisti e integrazione, appunto, un lavoro intimo multiprofessionale. Nella parte alta della piramide non è che venga meno la figura, ovviamente, del medico di medicina generale o le altre figure, ma abbiamo avuto la necessità di individuare uno strumento organizzativo, funzionale, quindi, che ci consenta di, in qualche modo, di presidiare bene il passaggio ospedale-territorio, di cui poi vi dirò un po' più approfonditamente. Allora, dicevo, il primo provvedimento attuativo del piano è stato quello di andare a riorganizzare i distretti, quindi dando un forte focus a queste unità operative delle cure palliative, con relativo nucleo, quindi questo è stato uno dei primi provvedimenti. Un altro provvedimento riguarda la riorganizzazione, appunto, della medicina generale, che non lavora più da sola, isolata, ma all'interno di un sistema. Questo è fondamentale, che anche questa componente si senta parte di un sistema, e si senta parte di un sistema in forma strutturata, cioè organizzata. E poi, appunto, la centrale operativa territoriale, il cui bisogno, la cui idea è nata proprio dal fatto che molto spesso, purtroppo, e soprattutto per questa tipologia di paziente particolarmente fragile e terminale, si verificava uno scollamento nei passaggi, nelle transizioni da un setting all'altro, quindi in particolare tra l'ospedale e il territorio. E quindi la stiamo implementando su tutte le aziende, è uno strumento, appunto, che vogliamo chiamarlo una centrale della continuità, che ha il compito, la funzione di coordinare la presa in carico dell'utente protetto e quindi di raccordare i soggetti della rete assistenziale. È fondamentale, quindi, nelle linee di indirizzo che stiamo dando, ma vi dico, è attivo ormai, questo modello è attivo su tutte le ULSS, l'abbiamo assegnato come obiettivo ai direttori generali. È vero che è un modello che via via, essendo una idea molto innovativa, molto spinta, se volete, è vero che il modello lo stiamo ancora costruendo, ma è vero anche che in tutte le aziende ULSS, con modalità organizzative anche differenti, è attivo. Quindi raccoglie, decodifica e classifica il bisogno. Questa centrale operativa, vedete uno schema a fianco dove abbiamo cercato di rappresentare tutte le transizioni dei pazienti, appunto qui ci riferiamo a pazienti protetti. Attiva, non gestisce direttamente, ma attiva tutte le risorse che sono appropriate per quel paziente, e quindi lavora su processi integrati. Quindi
è una sorta di connettore dei nodi della rete, e poi soprattutto cerca, oltre di coordinare, anche di monitorare le transizioni, cioè si fa garante che effettivamente la presa in carico venga realizzata. Quindi è uno strumento importante di presa in carico della complessità, uno strumento che presidia appunto le transizioni e soprattutto che lavora sui percorsi assistenziali. Ecco l'importanza, e non l'abbiamo ancora approvato ma spero a brevissimo, di avere definito, come diceva il dottor De Chirico, di avere definito, e quindi sarà approvato a livello regionale, il piano integrato di cura, un piano che disegna quindi proprio i processi di integrazione, e quindi la Cota si fa garante che sulla base di quel processo disegnato ci sia una tracciabilità degli interventi e quindi ci sia anche ovviamente trasparenza e garanzia. In questo momento qui vedete alcuni dati sostanzialmente di chi sta attivando questa centrale operativa, quali sono, e se inizialmente veniva molto visto come uno strumento del territorio, infatti stiamo anche cercando di cambiarne la denominazione in centrale della continuità, perché è una centrale del sistema, vedete come 21 aziende su 21, quindi tutta la totalità, la Cota viene attivata dalle unità operative ospedaliere. Stanno emergendo anche delle consapevolezze ovviamente rispetto alla prima applicazione, alla prima realizzazione diciamo di questa idea progettuale, ovvero di quali sono le risorse disponibili al sistema, perché lo diamo per scontato ma molto spesso forse le conosciamo solo e non le valorizziamo, una sorta anche di reingegnerizzazione, quindi è per questo che è importante andare a definire in modo condiviso i processi integrati, un facilitatore di dialogo non solo all'interno di un'azienda, ma pensate a determinati appunto pazienti molto problematici, e quindi proprio l'apice della piramide, che transitano spesso da strutture di un'azienda ad un'altra ULSS, e quindi è importantissimo avere un facilitatore di dialogo, un connettore sostanzialmente, e poi cercare di garantire, questo anche per un discorso di equità nel nostro territorio, ovviamente un'uniformità di tipo operativo. Abbiamo dato, questo volevo portarvelo soltanto come esempio ovviamente lavoriamo molto nell'attribuire degli obiettivi ai direttori generali, perché vogliamo cercare di sensibilizzare molto, diciamo, e quindi di orientare il sistema verso dei risultati che siano monitorabili. Questo è un esempio di 2 obiettivi che ho individuato per raggiunti. Adesso vi faccio vedere che stiamo cercando di raggiungere con il lavoro, il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema, e che riguardano appunto la percentuale di dimissioni di ultra 75 anni visitati a domicilio entro le 2 giornate, oppure la garanzia appunto di avere almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita. Allora vedete, se siamo partiti ad ottobre 2015 con una situazione di questo tipo, molte aziende non arrivavano alle 2 soglie che avevamo stabilito appunto per questi 2 indicatori. Vedete che già nel marzo 2016 molte aziende stanno con il lavoro di tutti, e quindi con il lavoro consapevole di tutte le equip multidimensionali. Vedete che pian pianino tutte le aziende stanno migliorando le proprie performance, che non sono soltanto numeriche, quindi la nostra valutazione numerica, ma dietro ci sta un lavoro proprio di applicazione di percorsi. Importante in quest'ambito particolare è quello di garantire appunto l'umanizzazione delle cure, quindi anche qui stiamo lavorando su alcuni obiettivi, quindi fondamentali. Il coordinamento regionale sta lavorando su alcuni obiettivi fondamentali, quelli di utilizzare appunto strumenti o scale per la valutazione del dolore,
l'utilizzo di una procedura formalizzata appunto per la presa in carico, e qui il percorso è di grandissimo aiuto anche nel confronto, l'attivazione di un numero dedicato per esempio per le cure palliative e i loro familiari, la promozione del sostegno psicologico del malato e della famiglia, la promozione di attività appunto per la preparazione delle famiglie alla domiciliarizzazione e la promozione appunto anche di quelle che sono alcune attività a livello nazionale, quindi la giornata del sollievo. Questi sono dati 2015 che avevo a disposizione appunto rilevati appunto tramite le aziende ULSS. Allora vedete come l'attivazione per esempio del nucleo delle cure palliative e quindi l'importanza del lavorare appunto in equip multidimensionali tra professionisti differenti, il mettersi assieme sia uno degli aspetti più importanti soprattutto in questo ambito. L'utilizzo delle scale del dolore, vedete, di valutazione lo stesso, l'utilizzo delle procedure informatizzate, stiamo vedendo sugli altri punti ovviamente di lavorare e di migliorare. Importante sono tutte le risorse ovviamente del sistema, tra cui anche la valorizzazione di un volontariato che vogliamo, il piano stesso, il piano sociosanitario stesso, pensa ad un volontariato competente nel senso preparato, istruito e quindi validissima risorsa soprattutto per come dire, per la caratteristica di empatia rispetto appunto ad alcuni ambiti di assistenza. Io credo che appunto il percorso, la costruzione, l'agire per percorsi definiti e condivisi che valorizzino, come dire, non tanto il ruolo e le competenze, ma proprio valorizzino il mettere al centro la persona e i bisogni e quindi poi di conseguenza identifichino ovviamente il soggetto che ha le competenze per prendere in carico e svolgere determinate attività, rappresentino degli approcci fondamentali appunto per riuscire a modificare, a migliorare il nostro sistema. Grazie.